Ben ritrovati ed ben ritrovate, buona Pasqua a tutti e a tutte. Cominciamo dunque questa edizione del telegiornale e proprio in questa giornata di Pasqua non potevano mancare gli auguri del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che anche questa mattina ha presieduto il pontificale nella Basilica di San Marco e che abbiamo trasmesso in diretta. Portare la speranza della Pasqua cristiana anche nelle nostre relazioni umane e sociali a Venezia è questo l'invito del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per questa Santa Pasqua in Laguna. Che Pasqua sarà per Venezia e per il Patriarca. Il cuore della Pasqua è entrare ogni anno di più nel mistero di Cristo, della salvezza. E poi una Pasqua particolare, ecco, perché partecipiamo di una situazione difficile, molto difficile dal punto di vista politico internazionale, ma con ricadute che scadono proprio nelle nostre realtà territoriali. Parliamo di pace in questo periodo di guerre, e la pace nasce dal cuore dell'uomo, c'è poco da dire, è solo il cuore dell'uomo e direi due altri ingredienti, la giustizia e la verità. Ecco, se nei rapporti umani, personali e anche tra gli stati manca la capacità di dirsi la verità, e allora possiamo iniziare una guerra dicendo che è un'operazione speciale. Dobbiamo dire che in questa Pasqua ciò che preme è affermare l'essenziale. L'essenziale è per il credente, ecco, vivere questa dimensione di fede e fare in modo che questa dimensione di fede si traduca anche in relazioni umane, sociali, ricche di speranza. Ricche di speranza vuol dire che hanno la consapevolezza della gravità del momento che stiamo attraversando, ma che sono capaci di avere una visione che va oltre e che quindi dà quella spinta di cui molte volte l'ordinarietà ha bisogno. E Venezia, come la vede come città, è ripresa in un buon momento? Venezia è sempre quella città che non si riesce mai a agguantare, nel senso delle opportunità che è Venezia, perché Venezia è una grande opportunità. Rimane sullo sfondo sempre il desiderio, ecco, che possa, al di là della vocazione turistica che le appartiene, ecco, nella storia e nella sua configurazione, dove il bello della natura diventa anche il bello dell'arte, ecco, ci sia anche una città che guarda veramente ai cittadini, ecco, ai cittadini, alla convivenza, che riesce a creare un'alleanza soprattutto tra le generazioni. Ci sono dei fatti anche recenti che hanno toccato la nostra città che ci lasciano sgomenti, ecco, perché vedono un'insicurezza, ecco, che si sta diffondendo. Un augurio a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3 per il servizio che fa questa televisione, siamo grati, ecco, che ci tiene uniti con approfondimenti, con discussioni, con informazioni legate al territorio. Dopo gli auguri voltiamo pagina perché aumentano le richieste nei villaggi turistici e nei campeggi del territorio proprio in vista delle vacanze pasquali. Le strutture sono sempre più sensibili alle richieste. Vediamo. Pasqua nei campeggi, nei villaggi turistici, aumenta il numero delle prenotazioni raddoppiate rispetto allo scorso anno e la fotografia scattata dalla Faita Federcamping sulla base delle prenotazioni e dei dati acquisiti. Ormai mancano pochi giorni all'apertura della nuova stagione 2025. Già per Pasqua avremo circa la metà dei campeggi aperti e rispetto all'estate scorsa è un numero molto grande perché la stagionalità quest'anno è sicuramente favorita. Le prospettive sono buone.
l'occupazione prevista per il periodo di Pasqua è già superiore a circa la metà della capacità ricettiva, quindi la richiesta è importante e quindi ci aspettiamo un buon inizio di stagione. Crescono i turisti stranieri nonostante le limitazioni di traffico dovute alla chiusura del ponte di Lueg. I nostri ospiti sono ospiti consolidati in termini di nazionalità, noi siamo storicamente molto apprezzati dagli ospiti di lingua tedesca e da una clientela europea, c'è attenzione anche dal mercato italiano che ci sta osservando con attenzione. Le strutture sono pronte ad accogliere i turisti sempre più attratti dall'offerta open air e sensibili alla qualità del servizio, all'inclusione, alla sostenibilità. La Pasqua all'orizzonte luminoso, dichiara il presidente di Faita Alberto Granzotto. Già a fine marzo l'occupazione media acquisita dalle strutture venete aveva quasi raggiunto la metà della propria capacità, con una crescita di ben 9 punti percentuali rispetto alla fotografia scattata nel 2024. Un'ulteriore nota positiva è sicuramente l'aumento dei giorni di permanenza, complice delle crescite e lo slittamento temporale delle festività rispetto all'anno passato, con maggiori probabilità di temperature più alte a ridosso dei ponti del 25 aprile e 1 maggio. E che cosa faranno i veneziani e i mestrini per le festività? Lo abbiamo chiesto proprio a loro, scopriamolo dunque nel prossimo servizio. Ho altri 2 fratelli più grandi e quindi ci riuniamo tutti poi con anche i fratelli di mia mamma, mio padre e quindi tutti insieme sono una bella compagnia, almeno 10 persone saremo. A Pasquetta si fa la grigliata e allora a quel punto tutti gli amici ci ritroviamo magari a un parco, dobbiamo ancora capire dove potremo quest'anno metterci con la griglia, ma invece Pasquetta con gli amici. Al momento non ho niente di programmato, l'unica cosa penso di passarla con la mia ragazza, magari andremo da qualche parte, penso verso il lago di Garda. Può anche essere che organizziamo qualcosa insieme agli amici, al momento però penso che andremo soltanto io e lei. Casa in famiglia, sì, niente di speciale, non ho programmi da dire, vado non so, in montagna o in spiaggia, a farmi una girata, una mangiata fuori, no, non ho queste grosse esigenze. Con 90 anni che ho, non posso pretendere di andare a bar, ci riuniamo tutti quanti insieme e come che passiamo a Natale, siamo una famiglia contenta. Stiamo bene. Quest'anno, vabbè, a parte Pasqua e Pasquette in famiglia con gli amici, per me è un trasloco, quindi sarà dura. Farò una grigliata il giorno di Pasquetta con gli amici e Pasqua penso la passerò in famiglia. Credo che saremo una decina, invece per Pasquetta con gli amici forse andiamo verso Zelarino, dovremmo essere una quindicina, un bel gruppetto, quindi dobbiamo ancora organizzarci, però l'idea si presume sia questa. A Pasqua con la famiglia e a Pasquetta purtroppo lavoro. In montagna e gireremo un po' in giro. Ci faremo una sciata se è possibile e vediamo. Andiamo a Amsterdam con la mia ragazza, futura moglie. Ho fatto la proposta da poco. E partiamo tra 3 giorni, quindi ci facciamo il weekend di Pasqua. Qua è una festa molto importante per il significato che ha e io spero di passarla a casa con la famiglia, anche andando a qualche celebrazione, insomma, perché se si pensa bene a chi ci crede, a cosa è successo, ti viene la pelle d'oca. Il valore della famiglia è che prosegua, speriamo, insomma. Buona Pasqua a tutti. E sono poliziotti eroi, 22 agenti della Questura di Venezia che sono stati premiati con encomi solenni per meriti straordinari dimostrati durante e fuori il servizio. Hanno salvato vite umane, ridato speranze e nuove prospettive di vita a chi, nell'imprevedibilità del destino, si era trovato a fronteggiare pericolose e rischiose situazioni di emergenza, senza riuscire a scorgere alcuno spiraglio di luce nel presente e nell'immediatezza. Non vogliono essere chiamati eroi, eppure non hanno esitato a mettere a repentaglio la propria esistenza per salvare quella altrui. Sono i poliziotti eroi con i loro immensi atti di coraggio. 22 gli agenti della Questura di Venezia che sono stati insigniti dei giusti riconoscimenti ed encomi per l'abnegazione e il valore dimostrati come poliziotti che fossero meno in servizio. Le onorificenze nel corso delle celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Venezia nei giorni scorsi. Salvare un'anziana signora non vedente,
rimasta bloccata nella sua abitazione interessata da un incendio, e di evitare il propagarsi delle fiamme ai fabbricati confinanti. Nella circostanza, incuranti del pericolo, si introducevano nell'appartamento e conducevano sul pianerottolo la donna, che con l'aiuto di altro personale veniva portata in luogo sicuro e affidata ai sanitari. Chiaro esempio di coraggio e spirito di sacrificio. Venezia, 3 aprile 2019. Consegna il premio il signor Questore. Chiaro esempio di elette virtù civiche e spirito di solidarietà. Murano, Venezia, 22 maggio 2015. Consegna il premio il signor Prefetto. Tra i premiati anche la squadra di polizia che ha portato alla luce, insieme al gruppo Interforze, la vasta e profonda infiltrazione camorristica presente nella nostra regione. Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinario intuito investigativo, espletavano un'operazione di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare una cellula autonoma del gruppo criminale di stampo mafioso appartenente al clan dei Casalesi, insediatosi nel Veneto orientale, mediante l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 61 soggetti. Nella circostanza contribuivano in maniera significativa al buon esito dell'attività di indagine, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e della realtà criminale. Chiaro esempio di alto senso del dovere. Venezia, 4 novembre 2019. Andiamo adesso a Spinea, dove per far sentire più sicuri i bambini parte un progetto insieme ai commercianti della zona che sono pronti a offrire assistenza in caso di bisogno o difficoltà. Andiamo a scoprire cos'è. I negozi di Spinea si mettono a disposizione dei più piccoli per farli sentire più sicuri grazie al progetto Negozio Amico dei Bambini. Un punto di riferimento per i bambini che dovessero trovarsi in una qualsiasi difficoltà, da quella più semplice a quella più complicata, e quindi sanno dove potersi rifugiare o dove poter chiedere un semplice aiuto o una collaborazione, o per fare una telefonata o per contattare i genitori e quanto possa essere così necessario in quel momento. L'iniziativa, promossa dall'assessorato ai servizi sociali in collaborazione con il distretto del commercio, Confesercenti e Confartigianato, nasce nell'ambito del programma internazionale La città dei bambini, che promuove l'idea di una città progettata appunto a misura di bambino, dove i più piccoli assumono un ruolo attivo nel processo di cambiamento della comunità. Il progetto propone ai commercianti del territorio di diventare un punto di riferimento rassicurante per i bambini, offrendo loro assistenza in caso di bisogno o difficoltà. I negozi aderenti esporranno una vetrofania per essere facilmente riconoscibili. I commercianti ci mettono la faccia, saranno sicuramente tutti disponibili a fare questo, perché in ogni caso noi come commercianti ci siamo sempre e siamo qui, e non solo per la nostra attività ma anche per un servizio di questo tipo. Desideriamo ristabilire la fiducia nel territorio con punti di riferimento certi e sicuri, spiega l'assessore alle politiche sociali Loredana Mainardi, dove si trovino persone con un volto conosciuto che ci mettano la faccia. Non è solo una firma, è un percorso dove i commercianti si impegnano a capire qual è il sistema migliore per poter risolvere i problemi che si possono proporre di volta in volta. Per aderire c'è un modulo da compilare, si può recuperare presso il comune o presso le associazioni di categoria. E continua a crescere il punto nascite di Portogruaro. Nei giorni scorsi infatti è stato aperto l'ambulatorio per le gravidanze a rischio e attivato anche il servizio di ecografia ostetrica morfologica. Le future mamme possono affidarsi con massima serenità a questo punto nascite. Ciò è stato possibile, osserva il direttore dell'ostetricia Gianluca Babbo, grazie alla collaborazione con l'azienda ospedaliera di Padova. I medici di Padova eseguono settimanalmente ecografie nel nostro reparto e questo per me è un motivo di orgoglio, ha detto il dottor Babbo. Annuncia inoltre che alcuni casi selezionati avranno a breve la possibilità di eseguire il taglio cesareo dolce, ossia in sala operatoria verrà effettuato il contatto pelle a pelle mamma-bambino, noto anche come skin to skin, per tutta la durata dell'intervento.
E aprono i primi ombrelloni al Lido di Venezia, confidando nel meteo e nelle temperature calde anche per i prossimi giorni. La società del Comune di Venezia, Venezia Spiagge, è la prima ad aprire nell'isola allo stabilimento balneare Blue Moon, con l'obiettivo di essere da traino per il territorio e per il settore. Con il sabato di Pasqua del 19 aprile parte ufficialmente la stagione balneare 2025 al Lido di Venezia, primo stabilimento balneare ad entrare in funzione con i suoi ombrelloni e tutti i servizi operativi per i clienti. Tra i primi in Veneto e tra i primissimi in Italia è quello del Blue Moon in piazzale Bucintoro, alla fine del Gran Viale, gestito dalla società Venezia Spiagge, controllata al 100% dal Comune di Venezia. Gli stabilimenti balneari comunali negli ultimi 5 anni hanno fatto registrare una riqualificazione profonda ed importante, in attesa dell'entrata in funzione delle capanne prevista per fine maggio. Si confida in un buon meteo anche per i prossimi giorni. Ci saranno 3 nuove aree targetizzate per clientela, quindi ci sarà la comfort area per chi vuole stare in relax, tranquillo, con lettini più grandi, ombrelloni più grandi. C'era l'area enjoy, che invece è un'area più frizzante e dinamica per chi vuole divertirsi e passare una giornata più fresca, e invece ci sarà l'area fun, che è dedicata alle famiglie, al divertimento, collegata agli sport, ai giochi per i bambini. Le prenotazioni degli stagionali proseguono a gonfie vele. Siamo a già al 95% dei clienti che hanno confermato l'anno scorso, abbiamo 16 clienti nuovi, che per noi è molto importante, e quindi cerchiamo di superare come sempre i dati dell'anno prima. Abbiamo fatto un resoconto degli ultimi 5 anni, sommati tutti insieme facciamo oltre 8 milioni di fatturato, ma a questo si devono aggiungere tutte le attività che collaborano con noi e quindi tutto l'indotto che Venezia Spiagge muove, che è oltre 20 milioni di euro all'anno. Quella del Blue Moon è una spiaggia accessibile a tutti senza barriere. Per Venezia Spiagge la concessione si estende in 3 stabilimenti balneari, una spiaggia libera, una piscina fronte mare, 14 campi sportivi, un campo da padel che rimarrà aperto tutto l'anno. Poi ci sono 10 ristoranti, 3 negozi, 2 attività sportive, 10.000 clienti stagionali, 150.000 le presenze giornaliere. La soddisfazione dell'assessore comunale Ridenzi al bilancio e alle società partecipate è Michele Zoin, che è anche delegato del sindaco a rappresentare Venezia nella conferenza dei sindaci del litorale. Tanti investimenti, il fatto che il comune è diventato socio al 100% in questa società, il fatto che questa sia la spiaggia di Venezia, la spiaggia del comune di Venezia, che chiaramente aiuta comunque tutti gli altri operatori a crescere e a dare migliori servizi agli ospiti. Siamo ora a raccontarvi la storia di Teresino Vianello, presidente dell'Unione Sportiva di Pellestrina, che ha fatto il Giro d'Italia. Per non lasciare la squadra in inferiorità numerica, infatti, è sceso in campo a 61 anni e nella vittoria c'è anche il suo zampino. La squadra era in inferiorità numerica. Per non lasciare i suoi giocatori in inferiorità numerica, Teresino Vianello, vulcanico presidente dell'Unione Sportiva Pellestrina, non ci ha pensato 2 volte. A 61 anni, compiuti a dicembre, ha indossato ancora una volta la maglia celeste numero 16 ed è entrato in campo per i minuti finali. C'è anche il suo zampino nella storica vittoria per 3-2 sul campo della Muranese. Succede a Venezia nel campionato di calcio FIGC Girone di Venezia di terza categoria. Eravamo decimati per la partita contro la Muranese, i ragazzi erano molto demoralizzati. Sfortuna ha voluto che si è infortunato il nostro centravanti gli ultimi 5 minuti. Il mister mi ha detto se ero pronto a entrare, io sono entrato senza nessuna paura, ovviamente con una forte emozione. Per casa Vianello il calcio è passione di famiglia. È successo un triangolo con Perini, poi sono riuscito a girarla di prima il nostro attaccante che poi non è riuscito a concretizzare. Nello stesso minuto mio figlio aveva fatto lo stesso assist, però il suo compagno ha concretizzato con un'altra squadra. Quest'anno avevamo fatto anche una squadra importante per vincere il campionato. Le cose sono andate male, però insomma questo è il valore, insomma, accettare le sconfitte come si accettano le vittorie. L'emozione è stata forte anche per un veterano come lui. I miei compagni, la squadra avversaria e tutta la tifoseria mi hanno messo a mio agio. Questo mi ha commosso e mi è caduta anche la lacrimuccia. Il calcio a Pellestrina, lo sport a Pellestrina è stato, come dire, creato dal nostro Don Linto Marella, un pelestrinotto oggi beato.
Adesso io e i miei amici abbiamo anche un'età, come dire, che cerchiamo anche nuovi dirigenti. La porta del calcio Pellestrina è sempre aperta. Pronto anche per domenica a riscendere in campo? Io sono pronto anche per domenica, anche se spero di avere insomma una rosa di giovani. Ecco, se questo non avvenisse, io sono disponibilissimo, come dire, che la dura la vince. Ecco, io non mi tiro mai indietro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona Pasqua e come sempre, dopo la sigla, il nostro meteo e le nostre previsioni del tempo. Buona Pasqua a tutti, arrivederci.